In occasione della Giornata internazionale del volontariato, che si celebra il 5 dicembre, la chiesa di San Domenico Abate di Sora ha ospitato il convegno dal titolo Dal malcontento al servizio, un cammino di fraternità, dedicato alle realtà associative di promozione sociale con l'obiettivo di valorizzare l'impegno solidale sul territorio. L'iniziativa si inserisce nella tradizione ormai consolidata con cui annualmente la comunità parrocchiale invita i testimoni del mondo del volontariato. Ad aprire questo momento di riflessione il parroco Don Felice Calò, ricordando che all'interno della chiesa erano presenti tante persone buone. La parrocchia di San Domenico Abate da decenni promuove proposte ispirate all'etica cristiana che spaziano dai servizi alla persona alla formazione dei volontari. In seno alla parrocchia, infatti, operano da oltre 25 anni numerosi enti sociali divenuti veri punti di riferimento per il territorio. Ospite dell'incontro, per una riflessione su azione e cooperazione sociale, il vescovo diocesano Monsignor Gerardo Antonazzo, che ha commentato il passo che ha dato il tema al convegno. Il 5 dicembre è dedicata come giornata proprio alla riflessione sul valore alto e sociale del volontariato. Siamo qui nella Basilica di San Domenico, dove il volontariato si costituisce in una rete ricca di attività e di prossimità ai tanti bisogni e fragilità dei nostri amici, fratelli e sorelle. Vivere questa giornata significa in parte fare un po' il punto della situazione, in parte anche rilanciare motivando sempre di più coloro che si dedicando del tempo, ma attraverso il cuore e la mente, a favore di chi è più in difficoltà. Oggi lo denunciamo spesso, siamo in un contesto culturale difficile, precario, che è molto individualista, anche un poco altruista, poco attento agli altri, direi anche un po' egoista o abbastanza egoista, dove ognuno pensa un po' ai propri bisogni. Certamente ognuno di noi porta con sé anche delle istanze a cui bisogna dare una risposta, ma direi non senza l'altro, perché quello che io dono all'altro diventa quasi una risposta anche ai miei problemi, perché mi diventa un'energia interiore che non mi risolve il problema, ma mi pone in un atteggiamento interiore di migliore equilibrio, di maggiore tranquillità nell'affrontare anche le mie istanze, i miei problemi. E la reciprocità, che vale come prossimità donata e ricevuta. Io mi auspico che attraverso anche questa testimonianza della comunità di San Domenico, con questa rete, ripeto, molto fitta di volontariato, sia motivo di propulsione, di spinta, di avanzamento, di progressione, di maturazione ulteriore in tutto il territorio di questa necessità che è davvero quella forma di sussidiarietà tra le istituzioni e le persone che media, interpreta e cerca di rispondere in modo concreto alle istanze che sono un appello di vicinanza, al quale appello noi tutti dobbiamo educarci a rispondere.